Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto! Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto!
Verzilia Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto. Bene signori, la più cordiale buonasera parte di Fabrizio Ercolini. Non so se sta uscendo tutto regolare, il mio ritorno è praticamente pari a zero. La più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini, un ben ritrovati. Inizia questa sera qua al Palocchio di Forte dei Marmi il campionato di Serie A2 Girone B, che nella verità è iniziato ieri sera, e il Forte dei Marmi e Prato sono le uniche squadre a ritrovarsi in questa domenica pomeriggio per chiudere il quadro della prima giornata. Prima giornata che per quanto riguarda il Girone A ha visto la vittoria in esterna del Breganzi sulla pista del fortissimo Amatori Modena, il pareggio fra Seregno e Roller Bassano, la vittoria per 4-1 dello Scandiano sul Tiene, e dunque si dovranno giocare ancora le gare Sandrigo Novara e Correggio Montecchio Precalcino. Per quanto riguarda invece il girone B, ricordo che la Serie 2 è oramai da anni divisa in due gironi, nord e sud, centro-nord e centro-sud. Il Forte dei Marmi fa parte di quest'ultimo. Il girone B si è giocato ieri sera a Matera, la gara Matera-Follonica, con la vittoria della squadra di casa per 6-2, la vittoria della Pumas Viareggio in quel di Castiglione per 4-2, si impone la rotellistica Camaioli sul Sarzana per 6-4, e infine la regina di questo campionato, di questo girone, ma credo di tutto il campionato, il Centro Giovani Calciatori Viareggio, che regola in casa il Campolongo Hospital Salerno per 7-0. Si gioca dunque questa sera Centro Porsche Firenze Hockey Versilia Forte dei Marmi contro lo Start Trizzo Costruzioni Prato. Dunque prima gara per quanto riguarda questo campionato di serie cadetta. Il Forte dei Marmi e il Prato si avviano a dare la partenza a questo campionato decisamente importante, decisamente utile per la crescita dei ragazzi, ma anche per decidere quali saranno poi le formazioni che andranno a giocarsi il potenziale scudetto del prossimo anno. Un po' di regolamenti cambiati quest'anno per quanto riguarda promozioni e retrocessioni, ma ne parleremo più avanti. E in grafica, mentre le telecamere
dall'altro portiere sempre Vespi, ma questa volta Alessandro con il numero 1, e poi abbiamo con il numero 5 Maurizio Baldesi, con il 4 l'ex di turno Oscar Barbani, con il 6 Tommaso Benelli, con l'8 Lorenzo Mugnai, con il 21 Alberto Capuano, con il numero 3 Lorenzo Capuano, con il 99 Andrea Poli, con l'11 Andrea Santoro. L'allenatore è il signore Jacopo Raggioli, e dunque le formazioni adesso si stanno preparando per il via. Vediamo anche la formazione del Centro Bosch Firenze Hockey Versilia Forte dei Marmi. Intanto gli arbitri stanno dando le ultime indicazioni, i portieri stanno prendendo posizione. Il Centro Bosch Firenze con il numero 44 portiere Raffaello Ciupi, coadiuvato in panca dal numero 22 il giovane Luca Bazzichi, con il 7 Diego Chereches, l'8 il capitano Roberto Maggi, il 25 Alessio Ambrosio, il 17 Piercarlo Cacciaguerra, con il 18 Mattia Bicicchi, e intanto con il 33 Gabriele Ambrosio, con il 47 German Ballestero, con il 78 Tommaso Giovannelli che al momento è in pista insieme a Maggi, Cacciaguerra e Ballestero. In porta naturalmente Raffaello Ciupi, mentre per quanto riguarda invece la formazione del Prato, il portiere Vespi fra i pali. Tanta attenzione che la sfera è recuperata dal Rosso Blu, la perdono immediatamente, finisce a terra Ballestero. Con lo scontro si lamentano tutti. Urla come un pazzo Roger Molina in panchina nei confronti dell'arbitro. Intanto vediamo che l'arbitro va a confrontarsi con il collega al banco dei cronometristi. C'è stato un contatto, ma ovviamente trattandosi di una palla lontana dubito che abbiamo la possibilità di rivederlo. Intanto vediamo quelle che saranno le decisioni dopo che due arbitri si sono parlati. Niente, viene deciso l'ingaggio, non c'è stato fallo, mani nei capelli per mister Molina. Certo, non inizia dopo 23 secondi nel migliore dei modi. Dicevo comunque Vespi fra i pali, e poi con il numero 21 Capuano. Poi dovremmo avere Barbani, se non vado errato, con il numero 5 Baldesi, e l'altro giocatore appena sarà in favore di telecamera andremo a scoprire chi è. Si riprende con ingaggio comunque a centropista, con il numero 3 dovrebbe essere l'altro Capuano, Lorenzo, ma il Forte Armi che manovra con Ballestero che prova il tiro smorzato proprio dal numero 3 Capuano. Ancora Ballestero in possesso di sfera, all'indietro per Maggi, il missile di Maggi, la parata, sfera che rimane lì, ci prova Giovannelli, la deviazione del portiere, sfera fuori dallo specchio della pista. Dunque si riprende con la punizione in favore del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che adesso va la battuta, Giovannelli all'indietro per Maggi, la cambia dall'altra parte dove c'è Ballestero pronto a ricevere. Ancora il Forte dei Marmi che manovra, il centro Bosch con Giovannelli nell'angolo, cerca un compagno, lo trova dietro porta in Cacciaguerra, aspetta il piazzamento dei compagni, l'incrocio è con Ballestero che ne esce, la dà all'indietro per Maggi che la carica dalla propria metà pista, tentativo di spizzata che non riesce, la sfera recuperata dal Prato che può impostare l'azione d'attacco ma sbaglia tutto il numero 21 Alberto Capuano. La riconquista subito il centro Bosch che torna in avanti, ci prova con una martellata dalla media distanza Ballestero, la respinta del portiere si va a infrangere sul soffitto e dunque si riprende con l'ingaggio a centropista. Le due squadre che adesso si preparano per la battuta in questo momento, la sfera conquistata da Giovannelli per i suoi, la rilancia per Cacciaguerra, da questi a Ballestero, fascia sinistra, Ballestero si accentra, arriva fin dietro porta, la cede lì per Giovannelli, Tommaso Giovannelli che adesso deve uscire, cerca il filtrante di dietro, Cacciaguerra, la percussione, il fallo
in attacco da parte di Tommaso Giovannelli, vale il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi. A quota 0 il Prato, a quota 1 il Forte dei Marmi per quanto riguarda i falli di squadra. La punizione di conseguenza è in favore della squadra laniera, battuta in questo momento con il numero 5 Baldesi, porta l'insidia, attenta al tiro, non ha difficoltà Ciupi, ha una telefonata e Maggi dall'altra parte che vola. Maggi ancora, poi anche lui va alla conclusione ma è centrale. Barbani poi riesce a recuperare sfera per i suoi, a rimpostare l'azione d'attacco, la fa correre in fascia sinistra, poi al limite all'ingresso dell'area non ha difficoltà questa volta Ciupi dopo l'intervento difensivo da parte di Ballestero e la formazione di casa può tornare in avanti. Ballestero in possesso di sfera, cerca un compagno, lo trova in orizzontale su Maggi, Capitan Maggi per German ancora, dietro la porta, attaccato, mantiene il possesso della pallina, aspetta il piazzamento, il passaggio è per Giovannelli che prova a fare il giochino da dietro porta che però non riesce, fa buona guardia il portiere Vespi e dunque il Forte Armi comunque con Ballestero che porta via ancora una sfera, cerca di girarla per Cacciaguerra ma si intromette il numero 5 Baldesi che spezza la trama offensiva, la affida a Barbani. Barbani ancora per Baldesi, fascia destra per lui, all'altezza della tre quarti, si allarga per il tiro, la conclusione volata molto bene, tiro centrale. Dunque Forte Armi che torna in avanti, Maggi fra due avversari ma scatta il contropiede del Prato, pallina al centro per il tentativo di Baldesi che però è altissimo. Si arrabbia moltissimo in panca il mister Roger Molina e c'è adesso la sfera ferma e ha bisogno di pulire la maschera per quanto riguarda la formazione rosso-blu, dunque è Ciupi che richiama l'attenzione dell'arbitro, si avvicina per pulire la maschera e si potrà riprendere a breve per quanto riguarda questo primo tempo. Dunque tutto pronto per la battuta, la sfera dovrebbe essere in possesso dei ragazzi di Molina, dunque ancora vediamo Maggi in possesso di sfera, cerca un compagno, lo trova in Giovannelli, si chiude nell'angolo Giovannelli, supera il diretto avversario, si rifugia dietro porta, aspetta il piazzamento, difficile entrare, il Prato in 4 nell'area di rigore, adesso è ancora Giovannelli che aspetta dietro porta per Cacciaguerra, esce Cacciaguerra, poi si allarga, va al tiro col guantone dritto per dritto il portiere Vespi, poi Maggi interrompe la trama offensiva, dunque va a manovrare il Prato, si difende il centro Porsche Firenze, ancora uno scontro e questa volta a lamentarsi e a rimanere a terra è un giocatore del Prato, lo scontro contro Ballestero, dunque l'arbitro ha comunque fatto correre, nessun problema per quanto riguarda i falli e allora si riprende con la sfera sulla stecca di Barbani che la cede al numero 5 Baldesi, ancora per Barbani, il filtrante al centro che fa correre molto bene, ottima azione del Prato, il numero 5 Baldesi va alla conclusione, la serie è però recuperata da Maggi per i suoi, in avanti per la spizzata di Tommaso Giovannelli che però finisce fuori dallo specchio della porta, intanto Molina dà istruzione ai suoi. Si riprende a giocare, se ne sono andati 5 minuti nel corso del primo tempo, il Prato si porta in avanti, ci prova dal limite dell'area ma è un tiro debole centrale, dunque Cacciaguerra la riporta in avanti per i suoi, Cacciaguerra in fascia destra, poi la mette al centro per Giovannelli e i ragazzi terribili del nostro vivaio
Cacciaguerra al centro, portiere Pratese Vespi a 4 minuti e 59, in vantaggio il Forte dei Marmi con Giovannelli in quella che è stata forse l'azione manovrata migliore del rossoblu fino a questo momento. 1-0 risultato, 20 minuti del primo tempo ancora da giocare, naturalmente niente, ma di fatto i ragazzi di Molina trovano la rete su azione manovrata molto bene. Intanto è German che cerca uno sbocco alla propria azione per Maggi supera un avversario, anche il secondo va all'incrocio, il tiro si ferma sul retro della porta, si riprenderà dunque con l'ingaggio. Tutto pronto, battuta in questo momento, Giovannelli per Ballestero, Cacciaguerra per Maggi ancora, cerca di far correre Cacciaguerra ma la sfera è intercettata molto bene dal numero 5 Valdesi, ancora lui, porta sfera, poi la cede a ridoso per Barbani. Ancora Valdesi, attaccato questa volta vittoriosamente da Cacciaguerra che se ne va in gran bello stile fra due avversari, poi sotto gamba cerca di infilzare il portiere, non gli riesce, dunque la ripartenza del Prato. Il tentativo dalla lunga distanza, la sfera che viene intercettata, nessun problema. Il tentativo di Capuano e Maggi può dunque rimpostare l'azione d'attacco. Ballestero si allarga, ha la possibilità della conclusione che poi in realtà è un passaggio, ci prova ancora il Forte dei Marmi sotto misura con Giovannelli, adesso si lotta all'angolo, la mano più alzata è quella di Giovannelli che trattiene l'avversario e dunque il numero 5 Valdesi per Barbani, per il numero 3 Lorenzo Capuano, Lorenzo per Alberto, per Barbani ancora, cerca un filtrante che non riesce ma il Prato mantiene il possesso della sfera, una manciata di secondi per il Prato, la sfera però schizza lontana, la recupera il Forte dei Marmi, i versinesi della manovra. Cacciaguerra si allarga, fa partire il tiro che si ferma dritto per dritto sul portiere, diventa un contropiede per il Prato, poi con un po' di esperienza Maggi fa sua la sfera, Giovannelli intanto dentro Kerekes e fuori Cacciaguerra, finisce a terra il numero 21 Capuano sull'intervento falloso di Giovannelli che viene punito con il dunque al 7° minuto, blu per Giovannelli. Si riprenderà con la punizione di prima affidata al numero 5 Maurizio Baldesi. Dunque occasione ghiottissima per quanto riguarda il Prato per riportarsi in parità, tutta affidata alla stecca di Raffaello Ciupi, portierone di Siena, in forza il rosso-blu, no, un po' niente però contro il buon movimento di stecca, dunque su tiro diretto riporta in parità quando mancano 17-11 alla fine del primo tempo. Nuovo cambio fra il rosso-blu dopo Kerekes per Cacciaguerra, entra anche Mattia Bicicchi per German Ballestero. Kerekes ci prova subito e impegna dalla lunga distanza il portiere col numero 10 Francesco Vespi. Attenzione a Barbani adesso che ci prova dalla media distanza, Bicicchi intercetta sfera, la riporta in avanti per i suoi, ancora Bicicchi, sfera all'indietro per Maggi,
Maggi la cambia per Kerekes, per Maggi ancora, ragiona, appoggia in fascia destra, Bicicchi per il numero 33 Ambrosio, anche lui è entrato al posto di Giovannelli, che ricordo deve scontare ancora 1 minuto e 15 in panca puniti. Maggi, Bicicchi, Maggi, il tiro, la deviazione, sfera che schizza lontana, se ne impossessa il numero 3, stiamo parlando di Capuano, Baldesi, autore della rete del pari. La cambia per Alberto Capuano, ancora lui per Lorenzo, poi Barbani ci prova, niente da fare, sfera che rimane lì, pericoloso il Prato, 1, 2, 3 volte Ciupi dice di no, ma bisogna alleggerire. Kerekes in possesso di sfera, tenta il tiro piazzatissimo, deviazione avversaria, pallina ancora per il rosso-blu con Kerekes, attaccato. Sfera all'indietro, Mattia Bicicchi, l'appoggio per Maggi, da questi a Ambrosio, ancora Bicicchi, cambia in orizzontale per Ambrosio, attraversa tutta la pista, Ambrosio per Maggi, percussione del capitano in fascia sinistra, poi il tentativo intercettato però dall'avversario, sfera che rimane lì, la recupera Ambrosio per Bicicchi che prova sul palo più vicino nel tentativo di ingannare il portiere, non gli riesce, dunque Barbani può riportare avanti i suoi. Barbani che addomestica sfera, poi però il tiro gli esce un filo largo, ancora il Prato che ci prova dalla lunghissima distanza per il tentativo di deviazione che però non avviene, se non dopo che il Forte Armi si era già riposizionato. Ambrosio per Kerekes, da questi a Bicicchi, ancora Bicicchi, passa dietro porta, poi ci prova, la para bene il portiere, scatta il contropiede del Prato, rientra il centro Porsche Firenze, va a manovrare il Prato, deve difendersi la formazione di Roger Molina che intanto ha chiesto un time out, dunque alla prima interruzione avrà la possibilità di discutere con i propri ragazzi. Forte dei Marmi che aveva iniziato un po' più di convinzione, adesso il Prato sta prendendo ovviamente dopo il pari coraggio, come è giusto che sia. Adesso è Maggi che va a impensierire molto il portiere pratese. Bicicchi in possesso di sfera dietro la porta, aspetta il piazzamento, cerca una soluzione, la trova su Kerekes che gli ritorna a sfera, fraseggiano i due, poi Bicicchi tenta il tiro nel mucchio ma il traffico è troppo stretto, mantiene ancora il possesso della pallina, una manciata di secondi per uscire, la sfera per Bicicchi che però schizza lontana, dall'altra parte Ambrosio che va a lottarla l'avversario, ha la meglio Gabriele Ambrosio, l'appoggio è su Kerekes, oramai sono riguadagnati secondi di gioco per la formazione rossoludo per l'intervento del portiere. Gabriele Ambrosio supera un avversario, il secondo la mette al centro, niente da fare, buona fase difensiva per quanto riguarda il numero 5 Baldesi, ma la pallina è ancora per il rosso-blu con Kerekes che la cede a Maggi, percussione di Maggi che tenta il tiro a incrociare che non riesce, poi una sfera che rimbalza malamente, Maggi deve andare a lottarla nell'angolo, tenta il passaggio al centro, la sfera recuperata, attenzione Capuano, va alla martellata ma c'è la stecca importante di Kerekes, ancora Barbani manovra per i suoi, metà del primo tempo, risultato di 1-1, al gol di Giovannelli risponde sul tiro diretto Baldesi, ci provano ancora col tiro da fuori, niente da fare, la sfera recuperata da Kerekes per i suoi, Kerekes che fa fuori un avversario, poi non riesce a superare il secondo ma si intromette nell'azione di rimessa del Prato e dunque si chiude
la metà del 1-1. Al quinto minuto il gol di Giovannelli, la risposta sul tiro diretto dopo il blu allo stesso Giovannelli. Cacciaguerra la riporta avanti per i suoi, Cacciaguerra in fascia destra, poi la mette al centro per Cacciaguerra la riporta avanti per mancano oramai 12 minuti alla fine del primo tempo. I falli di squadra 3 a carico dei rossoblù, a quota 0 ancora il Prato. Ragazzi di Molina e i ragazzi di mister Raggioli alle rispettive panche per avere le direttive del caso. Vedremo a breve quali saranno i correttivi portati dai due tecnici. Suona adesso la sirena, dunque i ragazzi devono tornare a giocare. Forte dei Marmi in pista con Giovannelli, Bicicchi, Ambrosio e Chereches, Freppani naturalmente Ciupi. Dall'altra parte abbiamo con il numero 3 Lorenzo Capuano, con l'11 Andrea Santoro. Poi vediamo con il numero 5 Maurizio Baldesi e il nuovo entrato, dovremo averlo presto in favore di camera, esatto, con il numero 6 Benelli, Tommaso Benelli. Tanto Forte dei Marmi che si avvicina alla porta avversaria, ma la sfera è recuperata ancora dal Prato che torna in avanti con Baldesi. La cambia su Capuano, la fa correre ancora per Baldesi, attaccato molto bene da Giovannelli che sta sull'avversario, finta il tiro nel tentativo della percussione che non riesce. Chereches in possesso di pallina, il tiro da lunga distanza, la spizzata di Bicicchi non arriva, ma riesce comunque l'ottimo Mattia a recuperare sfera. Ambrosio adesso. In questo momento Ambrosio con i suoi 22 anni, se non vado errato, è l'uomo di esperienza per il rosso-blu. Tutti gli altri sono ragazzi molto più giovani. Bicicchi in possesso di sfera, fascia destra, la conclusione passa al lato, la pallina recuperata dal numero 3 Capuano, poi su di lui interviene Giovannelli, gliela porta via, può rimpostare l'azione d'attacco il Forte dei Marmi. Dunque Versilio Cheiforte, centro Porsche che attacca con Bicicchi in fascia destra, l'incrocio con Ambrosio, poi la sfera ancora per Bicicchi, da questi a Giovannelli, all'indietro per Ambrosio, ulteriormente a ritroso per Chereches che deve controllare pallina. Giovannelli ci prova dalla media distanza, sfera colpita da un avversario, la pallina è ancora per Giovannelli che la cambia per Bicicchi. Ambrosio per Chereches, una manciata di secondi, il tentativo, la sfera che si impenna, è troppo alta, l'arbitro dice che c'è il fallo in favore del Prato. 9:53 alla fine, 1-1 il risultato. Sono folate offensive, ma poi quando il Prato si schiera a difesa della porta con i 4 uomini in area o al limite di essa diventa molto più difficile entrare. Ancora il numero 11 Santoro, la sfera è per Baldesi, per Capuano che cerca il filtrante con Baldesi, poi la risposta di Ciupi su conclusione. Siamo dall'altra parte con Giovannelli, il misto di Giovannelli ancora parato dal portiere, poi buona la fase difensiva del numero 6 Benelli, ma la sfera è ancora per Chereches, da questi a Ambrosio. Forte dei Marmi che sta macinando un'infinita serie di palline, ma poi manca il tocco negli ultimi metri. Tanto ancora Ambrosio va a recuperare molto bene in maniera pulita una sfera all'avversario. Chereches attaccato, sfera all'indietro, Giovannelli, possibilità di tiro di Giovannelli che poi diventa un passaggio per Ambrosio, il suo tocco però finisce al lato. Dunque il Prato può rimpostare l'azione d'attacco. È la formazione in maglia azzurra che manovra. Sfera all'indietro,
Benelli in possesso di pallina, cerca di farla arrivare a Capuano, gli riesce, poi un po' di pasticcio davanti all'area avversaria, la sfera recuperata da Kerekes, da questa Giovannelli che la rimette nel mezzo, niente da fare, vola il contropiede del Prato, molto bene la fase difensiva di Ambrosio che recupera la sfera per i suoi, rimposta l'azione veloce e poi però si schiera il Prato a difesa della porta di Vespi e dunque il Forte Marmi può soltanto manovrare con Tommaso Giovannelli. Adesso l'incrocio in area fra Ambrosio e Bicicchi che ci prova subito, niente da fare, si torna dietro porta. 51 alla fine, 1-1 il risultato, 3 falli rossoblu a 4-0 il Prato. Si riparte con il Prato alla manovra con il numero 5 Valdesi che va alla conclusione, che però si stampa sul retro della porta, ancora Valdesi, niente di fatto. Benelli adesso dietro porta per Capuano che tenta il tiro accompagnato, ma Kerekes gli porta via sfera, Kerekes ancora, poi la sfera carambola fuori dalla porta. Occasionissima per il rossoblu, sfortunato nell'occasione, ancora Kerekes che ci prova, ancora la risposta del portiere. Si lotta nell'angolo, Cacciaguerra subentrato, dunque tocca la prima sfera di questa sua seconda parte di primo tempo. Giovannelli, Cacciaguerra autore dell'assist che aveva consentito a Giovannelli di trovare la conclusione giusta, ma attenzione che scatta il contropiede del Prato, poi troppo largo per la conclusione, cerca di effettuarla lo stesso il numero 11 Santoro, ma è fuori dallo specchio della porta. È chiaro che si rifugia ancora dietro la porta, gioco spesso usato dai ragazzi di Roger Molina. Al centro per Giovannelli, Giovannelli si ferma, cerca il filtrante per Kerekes che però non passa. Adesso è Benelli che scivola sul parquet rossoblu e dunque ha buona vita Cacciaguerra che rimposta l'azione d'attacco. Da questo è Giovannelli alla conclusione, niente da fare, poi lo scontro da parte di Santoro su Giovannelli, la punizione in favore del rossoblu, vertice basso alla destra della porta difesa da Francesco Vespi, sfera per Cacciaguerra, da questi Ambrosio, all'indietro Giovannelli, il più arretrato dei suoi, cerca di aprire un varco, poi l'appoggio è per Cacciaguerra, attaccato, supera un avversario, poi cerca il tiro accompagnato, niente da fare, scatta il contropiede del Prato, tentativo di filtrante che non riesce, la sfera recuperata dal rossoblu. Giovannelli per Ambrosio che arriva in area e la pianta sul primo palo, dunque occasionissima per il Forte Marmi in contropiede che però non dà frutti. Adesso si lotta all'angolo, il fallo, dice l'arbitro, è il quarto fallo di squadra a carico del rossoblu per la spintonata di Giovannelli su Benelli. Intanto turno di riposo per Ambrosio, torna in pista Capitan Maggi. Ancora la manovra, il Prato, sfera all'indietro con il numero 3 Capuano per Santoro, Macciupi non si lascia ingannare sul primo palo, la sfera è per Capitan Maggi, Maggi ancora supera il primo avversario, poi va a partire un missile che rimane lì, ci prova Kerekes al volo sulla ribattuta del portiere, dunque sfuma l'occasionissima per il rossoblu. Buona guardia del portiere, intanto la sfera recuperata da Kerekes che finisce a terra, c'è l'aggancio da parte del numero 1. Sì, accentuata sicuramente la caduta, il contatto c'è stato, la caduta accentuata, l'arbitro a bocca come ha fatto poco prima con il fallo contrario al Forte dei Marmi. Di fatto quando mancano 4:41 il blu a Santoro
e dunque la conseguente punizione di prima, che vedremo se sarà affidata, e così è, a Giovannelli. Ghiotto occasione, quando mancano 4 minuti poco più alla fine del primo tempo, di tornare in vantaggio. Portiere che si prepara per il tiro diretto affidato a Tommaso Giovannelli. 4:41 alla fine, Giovannelli contro Vespi. Giovannelli porta a sfera, si allarga, mette a sedere Vespi e poi lo infila nel più classico delle esecuzioni. Gancio contro gancio, si allarga, si siede il portiere, la mette là dove non può arrivare. 2-1 forte di Marmi, porta a sfera, si allarga, vedere Vespi di questo primo tempo, quella fin qui giocata. Forte di Marmi un po' più arrembante, che ha manovrato decisamente più sfere. Intanto il time out chiesto da mister Jacopo Raggioli, che chiama i suoi alla panca. Forte Marmi che continua una serie di rotazioni. Al momento in pista vediamo con il numero 7 Kerekes, con l'8 Capitan Maggi, poi dovrebbe essere il numero 17 di Cacciaguerra, Piercarlo Cacciaguerra, e con il numero 47 German Ballestero. Dunque ovviamente al netto del portiere Ciupi. Dall'altra parte abbiamo il portiere con il numero 10 Francesco Vespi, poi con il numero 5 è Maurizio Baldesi, giocatore importantissimo per la formazione pratese, per quello fin qui visto, con il numero 6 Tommaso Benelli, con il numero 4 è Oscar Barbani, e poi dovremmo avere, se non vado errato, Lorenzo Capuano con il numero 3. Ed è Benelli che manovra per Barbani. Vediamo quelle che saranno le direttive, cercheremo di capire quantomeno che saranno le direttive portate dai due tecnici. Percussione di Barbani, controllato da Kerekes, poi tenta il tiro che si stampa alto fuori dalla balaustra di fondo. Dunque la punizione in favore del rossoblu già battuta. Kerekes per Ballestero, all'indietro per Maggi, ma è fuori misura, dunque Maggi non riesce a scaricare prima dei 5 secondi e si riprende con la punizione in favore del Prato. Un retropassaggio a metà strada che non ha consentito a Maggi di sfruttare l'occasione, e dunque sfera riconquistata dal Prato. 3:58 alla fine del primo tempo, 2-1 il risultato. Tutto pronto per la battuta, Benelli sulla sfera, vicino a lui c'è Baldesi, dall'altra parte Barbani, tira Barbani, il guantone di Ciupi è un guantone sicuro, dritto per dritto. Niente da fare, si lotta alla sponda, ne esce Baldesi, si sgroppa tutta la pista in fascia sinistra, all'indietro per Barbani, la cambia dall'altra parte per Benelli, schierata la formazione rossoblu, si difendono i ragazzi di Molina. Dunque il centro Posca adesso va in pressing sull'avversario, cerca di liberarsi Baldesi, su di lui c'è Ballestero, poi il tentativo piazzato non riesce, sfera che rimane a metà strada, se ne impossessa Benelli per i suoi. Dunque formazione del Prato che può manovrare. Baldesi in fascia sinistra, la mette sul primo palo, niente da fare, la tocca però Ciupi e riconsegna dunque una pallina da 45 secondi all'avversario. Poi Maggi si impone un po' con forza, un po' con esperienza, la sfera dall'altra parte per Ballestero. Ballestero poi si scontra con il numero 5 Maurizio Baldesi, l'arbitro dice che il fallo è del giocatore pratese, le scuse fra i due, la punizione però diventa una possibilità per il rossoblu. 4 falli rossoblu, a quota 2 il Prato, battuta in questo momento
Ballestero in possesso di pallina, cerca un compagno, lo trova in cacciaguerra, in profondità per Maggi, dall'altra parte c'è Kerekes che riceve dietro porta, si ferma, l'appoggio è per Maggi, ancora Kerekes per il tentativo di prima attenzione da parte di Ballestero, che però è largo alla destra del portiere della formazione di Prato. Barbani ancora, il numero 3 Capuano per Barbani, cerca di andarsene in fascia destra. Barbani attaccato da Cacciaguerra, lo scontro dietro la porta, vale il quinto fallo a carico del rossoblu quando mancano 2:08 alla fine del primo tempo. Il Forte, ricordo, è in vantaggio con la doppietta di Giovannelli, fra le due reti il gol su tiro diretto da parte di Baldesi a dimezzare lo svantaggio. Capuano in possesso di sfera, Barbani va alla conclusione che passa al lato, la pallina però è messa là nell'angolo, la recupera Valdesi ancora, Valdesi cerca di entrare nell'area di rigore, fa buona guardia alla formazione rossoblu. Maggi, la finta di Maggi per smettere a sedere il portiere, che poi però ci arriva. Siamo dall'altra parte, c'era libero Benelli in fascia sinistra, Valdesi non se ne avvede, forza un tiro da posizione abbastanza defilata che passa dietro la porta. Adesso il tentativo di spizzata al centro da parte di Kerekes non riesce, 3 contro 2, occasione per il Prato per tornare in avanti. Si schiera la formazione del centro Porsche Firenze, deve attaccare il Prato. 1:20 alla fine. Capuano in possesso di sfera per Barbani, attaccato, sfera che finisce nei pressi dell'area avversaria. Ancora Capuano, cerca un compagno, lo trova in Barbani, attaccato però molto bene. Poi il tiro dalla lunghissima distanza di Capuano è abbondantemente fuori dallo specchio della porta, dunque il Forte può tornare in avanti. Maggi in possesso di pallina, supera il primo avversario, non il secondo, poi l'appoggio è per Cacciaguerra, in profondità per Ballestero, al centro per il tentativo di spizzata tolta col guantone da parte del portiere del Prato, ma la sfera è recuperata ancora da Cacciaguerra, che poi però in maniera un po' troppo precipitosa la lancia nel tentativo di far partire il contropiede del rossoblu, cosa che non riesce. Invece dall'altra parte va al piazzato, ma senza esiti favorevoli, un ottimo Valdesi. Sfera per Capuano, il tiro di Capuano intercettato in area di rigore, e poi il tentativo di Barbani, scusate, Oscar Barbani finisce fuori allo specchio della porta e fuori dal rettangolo di gioco dopo la deviazione di un rossoblu. Dunque punizione in favore del Prato quando mancano 8 secondi alla fine. Forte, mi ricordo, in vantaggio per 2-1. Il tiro del giocatore passa a sfiorare la porta, ma oramai era suonata la sirena, dunque si chiude il primo tempo sul risultato di 2-1. I falli di squadra sono 5 a carico del Forte Armi, a quota 2 il Prato, apre le marcature Giovannelli al quinto, al 7:45 su tiro diretto per il blu a Giovannelli il pareggio di Baldesi, al 19:20 il blu a Santoro. 2-1, con cui si chiude il primo tempo. 5 falli per il rossoblu, a quota 2 il Prato. Al momento qua dal Palaocchi di Forte Armi è tutto, ci prendiamo qualche minuto di pausa e ci sentiamo per la ripresa.
Inverside all'hockey radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Inverside all'hockey radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
Inversidia è l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto. Inversidia è l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Vi aspettiamo al palazzetto. Oh, bene signori, torniamo in diretta qua dal Pala Hockey di Forte dei Marmi per il secondo tempo di questa Centro Porsche Firenze Hockey Versidia Forte dei Marmi contro il squadra del Prato. Primo tempo che si è chiuso sul risultato di 2-1 grazie al gol al quinto di Giovannelli su bella azione portata da cacciaguerra con filtrante sulla sponda lontana. Poi il gol del pari di Baldesi ottimamente tirato su punizione di prima, ancora una punizione di prima questa volta realizzata da Giovannelli, paga il 2-1. 5 falle a carico del rossoblù a quota 2, il Prato si riprende con Kerekes, Maggi, Giovannelli e intanto il tentativo subito del rossoblù, ben parato però dal portiere. Dicevo con Maggi, Kerekes, Giovannelli e Balestero, dall'altra parte Capuano, Baldesi, Santoro e Barbani che è stato tantissimo in pista, ricordo ex rossoblù, arrivato qualche stagione, forse 2 anni fa al Forte dei Marmi, ha giocato una stagione con la Serie A2, ragazzino molto giovane, poco sfruttato, poi insomma dopo l'esperienza è tornato in quel di Prato a casa. Nome importante nell'hockey pratese quello di Barbani, fin dai lontani anni 80. Ancora Giovannelli in fascia destra per Maggi che tenta il tiro accompagnato, che ne impegna il portiere, ma siamo già dall'altra parte con Baldesi che fa la barba al secondo palo. Maggi la fa correre per Ballestero che la mette al centro, ma c'è Barbani in anticipo su tutti, sbroglia la situazione, la rilancia per Capuano, il pressing di Capitan Maggi, Capuano la fa correre per Santoro che non sa vedere l'arrivo dall'altra parte di Barbani. Baldesi ancora tenta il tiro, la smanacciata del portiere Ciupi, respinge la sfera nei pressi del collega dall'altra parte della pista. Capuano adesso ne esce, ma c'è l'anticipo di Giovannelli
che riesce a portare via sfera e a rimpostare l'azione per il centro Porsche Firenze Hockey Forte dei Marmi. La conclusione con tentativo di deviazione di Kerekes non riesce, dunque Valdesi in possesso di sfera, in pressing su di lui Giovannelli, va a disturbarlo, lottano i due alla meglio in una qualche maniera ma portandosela avanti con il corpo. Valdesi che fa cenno all'arbitro di averla presa con una gamba, il nuovo regolamento lo consente, gli fa cenno di un qualche cosa dove l'arbitro ovviamente non è d'accordo. Kerekes la martellata e impensierisce oltre misura il portiere Vespi, che però riesce comunque a fermarla. Sulla ribattuta il più veloce è Capuano a portare via sfera, da questi a Santoro. Barbani, Capuano ancora, si accentra, finta il tiro, l'appoggia per Valdesi. Barbani, Capuano, Valdesi lontanissimo, ma è ancora Valdesi all'indietro per Barbani, filtrante di Barbani, si lotta in una qualche maniera, alla meglio Giovannelli che rilancia l'azione per Maggi, al centro c'è Ballestero ma è fuori misura, attenzione a Barbani che la mette al centro ma anche in questo caso una sfera a metà strada, dunque ne esce Maggi in fascia destra, supera l'avversario, poi la sfera gli si allunga consentendo l'intervento del portiere e poi ancora Maggi, sfera all'indietro per Ballestero, il missile di Ballestero intercettato, non arriva addosso al portiere. Barbani ne può uscire, rimposta l'azione d'attacco, fascia destra per lui, tentativo di filtrante che non riesce, Kerekes, Giovannelli, Kerekes, poi cerca la conclusione no look, sfera che arriva nell'angolo, se la lottano Santoro e Giovannelli, poi la sfera corre all'indietro per Capitan Maggi, da questi a Kerekes, ancora lui. L'attacco di rossoblu ha buona strada fino alla tre quarti, poi trova un'area intasatissima per quanto riguarda i giocatori in tenuta azzurra. Ci prova adesso e questa volta un vero miracolo perché era decisamente sbilanciato, riesce a trovare un colpo di reni mostruoso il portiere Vespi, ma ancora il Forte dei Marmi che dopo essere andato vicino ci prova ancora con Giovannelli, niente da fare. Ancora una buona occasione per il rossoblu, poi a ripetersi ancora Giovannelli in area di rigore ma ancora il portiere, dunque fermo il risultato sul 2-1, buone occasioni ma di fatto non corre il risultato. Kerekes in possesso di sfera per Giovannelli, Giovannelli in fascia sinistra, dietro porta, attaccato, la fa girare per Ballestero, il tiro di Ballestero è un passaggio esterno per Kerekes, gli ritorna sfera, ancora Ballestero, cerca ancora un filtrante che però non riesce, rilanciata l'azione, Barbani, poi trova uno scoglio importante che si chiama Giovannelli, lottano all'angolo, la sfera schizza lontana, dunque ancora il Prato ha la possibilità di manovrare con Valdesi, Valdesi che cerca l'ingresso in area e va a siglare un'ottima rete veramente. Sbilanciata la difesa rosso-blu dal movimento di Valdesi che trova il pari su ottima incursione dalla fascia sinistra con Valdesi di coprire il giocatore a centro area, in realtà Valdesi fa tutto da sé e la piazza sul palo lontano, dunque quando sono passati 4 primi e 15 la riacciuffa il Prato con Valdesi. E adesso ha la possibilità di andare al tiro ma abbondantemente fuori dallo specchio della porta, dunque doppietta di Giovannelli per il rossoblu, doppietta di Valdesi per il Prato, il risultato di 2-2 con 5 falli sulla schiena del Forte Marmi, a quota 3 il Prato quando mancano esattamente 19:32 alla fine della gara, c'ho tutto da giocare, la stecca di Santoro è altissima ma l'arbitro dice che non costituisce pericolo, dunque si può giocare. Valdesi ancora, Capuano,
Santoro facendo il suo di girare, ancora Baldesi attaccato, resiste Capuano, Baldesi, da questi a Barbani, fascia destra per Barbani, ancora Capuano, cerca il triangolo che non riesce, Giovannelli se ne va, il mister Giovannelli intercettato dal portiere, sulla ribattuta il più veloce è Baldesi, la sfera è per Giovannelli, si deve distendere la formazione rosso-blu, lo fa con Ballestero che la cambia in fascia destra, intanto il time out chiesto da mister Raggioli. Maggi la scambia per Kerekes nell'angolo, da questi a German Ballestero per il tentativo dalla media distanza, sfera che viene intercettata dal portiere, la trattiene, dunque c'è il time out chiesto da mister Raggioli e si riprenderà con l'ingaggio. Tanto torna in pista Cacciaguerra e Ambrosio, Gabriele Ambrosio, ricorda al referto anche il giovane Alessio Ambrosio. A fargli spazio sono Ballestero e Kerekes, dunque il time out per quanto riguarda invece la formazione del Prato, con il numero 11 Santoro, il 3 per Capuano, il 5 per Baldesi, che mi pare di aver capito è uno di quegli uomini a cui il mister darà riposo solo quando avrà la lingua a terra sul parquet, che è veramente giocatore preziosissimo al di là delle reti per quante sfere recuperate e per la mole di gioco costruita. Il quarto uomo, se non vado errato, dovrebbe essere l'altro Capuano e più precisamente Lorenzo con il numero 21. Tutto pronto, si riprende con l'ingaggio, Lorenzo contro Giovannelli, vicino a lui c'è Cacciaguerra, dall'altra parte Baldesi, la sfera è proprio per quest'ultimo, la rilancia per Capuano, da questi ad Alberto Capuano, Baldesi ancora ci prova, sfera che viene smorzata dal portiere, Baldesi ancora cerca di andarsene nello stretto, ancora Alberto Capuano, cerca il varco in fascia sinistra, la mette al centro per Lorenzo, poi finisce a terra, l'arbitro assegna il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, è il sesto fallo. 17:45 alla fine, 2-2 il risultato, dunque tutto pronto per la battuta, chiesta la distanza, siamo praticamente ai 7:40, per 7:40 del formazione del tiro diretto, la sfera è abbondantemente fuori, la recupera il Forte dei Marmi, Cacciaguerra, Ambrosio, Giovannelli, dietro porta Giovannelli, al centro per il tentativo di Cacciaguerra, niente da fare, dietro porta adesso c'è Gabriele Ambrosio, ne esce, sfera lontanissima per Maggi, Maggi che fa partire un tiro che però è fermato dall'avversario, mantiene comunque la sfera Capitan Maggi, all'indietro per Ambrosio, Cacciaguerra, fascia destra per lui, la percussione del tentativo di filtrante al centro che non riesce, ancora un passaggio, però Baldesi alla meglio, si allarga, cerca di andare in solitario, non gli riesce per il momento per l'intervento del portiere Ciupi, che con la stecca molto bene va a togliergli sfera, poi l'arbitro decide per l'ingaggio. Intanto fuori Giovannelli, dentro Mattia Bicicchi con il numero 18, in Coppa Italia diverse le sue reti, vediamo che porterà anche questa sera e va subito a cercare l'ingaggio, va a conquistarsi sfera, attaccato, mantiene la carica, se ne va per Bicicchi, fascia destra per Bicicchi, la cambia, ancora Cacciaguerra, cerca un compagno,
per Ambrosio che supera l'avversario, anche il secondo, poi è costretto però ad allargarsi, cerca di metterla al centro, niente da fare, Cacciaguerra subentra per Bicicchi ancora, il tiro però è smorzato, la sfera recuperata da Baldesi, eravamo al limite dei 45, dunque niente di fatto, ma c'è un Maggi importantissimo che va a soffiare sfera all'avversario, la getta a Cacciaguerra, Cacciaguerra la conclusione, la parata questa volta del portiere, poi finisce a terra Baldesi sul contatto con Ambrosio, blu ad Ambrosio e tiro diretto. Il blu ad Ambrosio e dunque il tiro diretto del Prato, affidato ancora a Baldesi ovviamente, quando mancano 15 e 51. Per la prima volta il Prato ha la possibilità di mettere il naso avanti, vediamo se il buon Ciupi avrà questa volta l'occasione per fermare l'avversario. Tutto pronto, parte in questo momento Baldesi, finta contro finta, niente da fare, è implacabile anche in questa occasione. 3 tiri diretti affidati alle due squadre, 2 per il Prato, 1 per il rossoblu, 3 tiri trasformati. Questo non è Coppa Campioni, veramente cinici i ragazzi del Prato, nello specifico Baldesi che ne ha fatti 2 su 2. E il Forte dei Marmi adesso a 15,48 è costretto a inseguire. Intanto Cacciaguerra per Bicicchi, Bicicchi per Maggi, da questa Cacciaguerra per Alessio Ambrosio, giovanissimo, che fa il suo debutto in questa Serie A1. Per quanto riguarda ovviamente il campionato, aveva già giocato per la Coppa Italia. Maggi tanto cerca di farsi vedere, di aprire un varco, la sfera è per Bicicchi, si allarga, la mette al centro dove però è un passo indietro Cacciaguerra. Adesso bisogna arrivare addosso al portiere, là! Mattia Bicicchi, il tentativo di Cacciaguerra per riguadagnare 45 secondi, la para il portiere, la lascia là al centro dell'area come un falco. Bicicchi, lo rivediamo, e non può far altro che impattare il 3-3 e rigirare la bilancia in parità fra le due squadre. Tentativo adesso del Prato che sicuramente non ci sta, ma un grande Cacciaguerra a soffiar sfera, poi rimane a metà strada e dunque Capuano la porta in avanti, niente da fare, ancora Cacciaguerra la porta in avanti per i suoi. Cacciaguerra per Alessio Ambrosio, poi il fallo contro Ambrosio, sono schiantati 2 ragazzi alla sponda e l'arbitro ha deciso che il primo fallo era quello di Ambrosio, purtroppo in una zona buia per noi. Vengono chiamati i sanitari, rimane a terra il giocatore Baldesi. Dunque dicevamo il 3-3 di Bicicchi su tiro dalla cortissima distanza, è cascato al 10° minuto, neanche un minuto di esaltazione per il vantaggio del Prato, il Forte dei Marmi si porta nuovamente sotto. Intanto vediamo i sanitari che accompagnano fuori il numero 5 Baldesi, che è rimasto coinvolto nel fallo portato da Alessio Ambrosio. E il 7° fallo a carico del rossoblu, a quota 3 il Prato, dunque ci sarà da fare anche un po' di conti per quanto riguarda questa speciale classifica. Adesso la sfera è intercettata ma sparata fuori dal rettangolo di gioco, dunque la punizione è ancora per la formazione pratese.
14:34 alla fine, risultato di parità per 3-3. Barbani per Capuano, in profondità per il numero 11 Santoro, poi la sfera riconquistata da Cacciaguerra, si ferma, la cede a Maggi, da questi a Bicicchi, Bicicchi ancora, arriva nello stretto, poi alza troppo la sfera, la punizione in favore del Prato, chiesta la distanza, fischio dell'arbitro. Barbani in possesso di sfera, in profondità c'è però il buon anticipo di Cacciaguerra per Bicicchi, ancora per Maggi, per Cacciaguerra, eccolo là Piercarlo, ancora l'azione manovrata molto bene dei ragazzi di Molina e Cacciaguerra. Piercarlo Cacciaguerra dal cinquale la spara dentro per il nuovo vantaggio rossoblu, 4-3, 13:53 alla fine. E dunque torna in vantaggio il Forte dei Marmi. Sfera all'indietro, non l'aggancia Capuano, che adesso arriva il fallo di 5 secondi, dunque squadra rossoblu che può tornare in avanti. Ovviamente una rete di vantaggio sono nulla, se poi mancano 13 minuti e 30 alla fine veramente è una cosa inesistente. Comunque di fatto i ragazzi di Molina hanno dimostrato di non solo non farsi abbattere dopo aver subito lo svantaggio, ma di ribaltarla in 2 minuti. Tanto la sfera sporcata arriva comunque a Capuano, da questi a Barbani, ancora Barbani dietro porta, cerca di far tutto da solo, la sfera recuperata da Bicicchi, Bicicchi attaccato, mantiene il possesso, la cede a Cacciaguerra per Maggi, che poi tenta il filtrante al centro per Ambrosio, però c'è l'intervento avversario. Attenzione a Capuano che si libera molto bene, poi Cacciaguerra allunga la stecca così come sa fare solo lui, un giochino ammiratissimo da parte mia che non si vede molto spesso, ma un tocco con la stecca sull'avversario veramente riesce a portare via un numero infinito di palline. Ancora Maggi, la cambia per Bicicchi che va alla conclusione, sporcata, sfera fuori dal rettangolo di gioco, rapida assegna la punizione ai rossoblu per la deviazione. Punizione vertice basso alla sinistra del portiere Vespi, battuta in questo momento, ancora Bicicchi all'indietro per Cacciaguerra, dall'altra parte c'è Maggi, Cacciaguerra, Maggi diventa l'ultimo uomo, lo scontro fra i due, Cacciaguerra, poi il tiro accompagnato di Cacciaguerra non dà frutti, ma la sfera è ancora riconquistata da Mattia Bicicchi che la mette al centro ancora per Alessio Ambrosio, però vede l'incursione del portiere. Attenzione Barbani, sfortunato nell'occasione, ma di fatto siamo avanti con il rossoblu. Ancora Maggi per Bicicchi che poi al momento del tiro è un assedio rossoblu, ma ancora resiste il Fortino del Prato che poi ne esce e torna in avanti, occasioni da una parte e dall'altra, in rapporto di 3-1 per il Forte dei Marmi, ma comunque occasioni da una parte e dall'altra. Ancora Cacciaguerra, Maggi, Bicicchi, adesso finisce in terra in maniera talmente plateale Capuano che l'arbitro non gli dà neppure il fallo, anche se il contatto poi in realtà c'era stato. L'ha accentuato, ma forse l'ha accentuato un po' troppo.
Ancora Bicicchi dietro porta, giocatore che sicuramente ha dato un contributo importante alla causa in questo secondo tempo, al di là della rete, in termini di intensità. Maggi ancora, Cacciaguerra, Maggi, Bicicchi per Maggi, Cacciaguerra per Ambrosio, poi non si intendono i due, dunque Barbani può rimpostare l'azione d'attacco, tentativo d'alza e schiaccia di Barbani alla media distanza, però passa al lato. Bicicchi e Cacciaguerra hanno la meglio, Maggi porta avanti sfera, il capitano si ferma, mancano 10 minuti alla fine del primo tempo, c'è il time out chiesto dalla panca rosso-blu. In tuffo Barbani impedisce la conclusione a Bicicchi, adesso Maggi, un missile che passa al lato, poi Maggi va a riprendersi la sfera sulla respinta, l'arbitro dice commettendo fallo perché la sfera l'ha toccata con il corpo e non con una gamba come voleva lui, dunque niente da fare. Ancora un cambio, esce Alessio Ambrosio che ha avuto anche due occasioni diottissime ma si è visto parare, una soprattutto da un ottimo intervento del portiere avversario. Comunque torna in pista sia Giovannelli Kerekes, a fare spazio sono Ambrosio e Maggi, turno di riposo per loro. 4-3 il risultato, si era chiuso il primo tempo sul vantaggio rosso-blu, poi Baldesi accorcia al quarto, ancora Baldesi sul tiro diretto, porta avanti al 9-0-9, porta avanti il Prato, al 10° il pareggio di Bicicchi, all'11° il vantaggio ancora del Forte dei Marmi per 4-3 che permane. Falli di squadra, 7 a carico del rossoblu, a quota 4 la formazione laniera, dunque ancora il risultato è più che mai in bilico, soprattutto in considerazione che mancano 9 primi e 51 secondi. Capuano, non un secondo di riposo per lui, per Barbani, poi è Lorenzo Capuano che va a cercare sfera, intanto è entrato anche con il numero 99 Andrea Poli, il Forte Marmi risponde con Kerekes, Giovannelli, Cacciaguerra e Bicicchi, la squadra under 19 del rosso-blu. Poli porta sfera per Capuano, finta il tiro, si allarga, fa partire un missile che però è smorzato da Bicicchi. Kerekes per Bicicchi ancora, lui in fascia destra, aspetta il piazzamento dietro porta per Giovannelli, attaccato da Barbani, poi c'è la stecca del portiere Vespi, ma la pallina dall'altra parte per Cacciaguerra. Cacciaguerra ancora, la serie per Bicicchi, da questi a Kerekes, fascia destra, all'altezza da tre quarti si ferma, tenta il filtrante al centro per Giovannelli, sbilanciato però da Barbani, non può andare alla conclusione, ma la sfera è ancora per il rosso-blu. 10 secondi nell'ordine, ci prova adesso il tentativo, ancora per Bicicchi, la para questa volta il portiere, un tiro distinto di Bicicchi che gli è carambolata la sfera addosso, è riuscito a colpirla ma non indirizzarla con la massima precisione, comunque molto bravo ragazzo. 8-12 alla fine, con la pallina sulla stecca di Poli che l'ha reimposta per la formazione del Prato, tiro dalla lunga distanza intercettato, ancora Poli per Capuano, Capuano cerca il dribbling, poi la sfera recuperata da Bicicchi che la porta avanti in fascia destra, la serve a Giovannelli per Bicicchi, ancora piazzatissima e questa volta deve superarsi il portiere Vespi. Ancora un'ottima occasione per il rosso-blu, ma di fatto permane il minimo vantaggio. Giovannelli pulisce l'area dopo la parata di Ciupi, in avanti Giovannelli cerca di incrociare ma la sfera schizza lontana, dunque Capuano, ma poi interviene su di lui Kerekes, la rilancia per Cacciaguerra, percussione centrale di Cacciaguerra, poi si mette in proprio la maschera del portiere. Poi succede un po' di tutto, in altri tempi sarebbero state
3 punizioni e un rigore visto il numero di pattini, ma la sfera è ancora per il Forte dei Marmi, ancora il rumore della maschera del portiere Francesco Vespi a smorzare la pallina al centro, ma fa buona guardia Cacciaguerra per BC. Capuano, poi contatto fra Capuano e Giovannelli, l'arbitro dice che non c'è fallo, a mio avviso se le sono date di santa ragione tutte e due. Ancora Cacciaguerra, la conclusione intercettata da Capuano che può impostare l'azione 2 contro 2, poi subentra Kerekes a dar manforte alla difesa, la sfera rimane lì in una qualche maniera, Kerekes la lotta, poi la meglio Capuano che riesce a girarla all'indietro per Alberto Capuano, tiro accompagnato, la spizzata, sfera che diventa altissima, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Si lamenta Barbani, vuole una spizzata avversaria, intanto fuori Bicicchi che va a prendersi la dose di complimenti e di riposo strameritata, dentro Ballestero ancora per Giovannelli, per Kerekes, per Ballestero, per il tentativo di Ballestero murato però d'alto, bene, poi la sfera è ancora per Kerekes, per Giovannelli, per Kerekes che ci prova di prima intenzione, si distende però il portiere. Kerekes va a riprendersi una sfera importante dopo aver guadagnato il 45 dietro porta per Giovannelli, attaccato col fisico Poli, poi sfera in avanti, attenzione che si distende il Prato, ma grande Giovannelli a portare via sfera l'avversario, poi a far partire un tiro dritto per dritto però il portiere Poli non ha difficoltà, ancora Giovannelli va a riprendersela, poi ragiona, la cede a Ballestero che la gira dall'altra parte per Cacciaguerra, esce dalla zona buia Cacciaguerra, ancora per Kerekes, 4 minuti e 53, Forte dei Marmi in vantaggio per 4-3, ci prova adesso, la deviazione passa lenta a fil di palo, niente da fare, poi pasticcia ma solo momentaneamente Capuano, tanto Baldesi che è rientrato, era uscito dopo lo scontro, tentativo che passa abbondantemente al lato, Alberto Capuano, sfera all'indietro per Lorenzo, tentativo ancora da lunga distanza, Barbani il più veloce, andare a recuperare sfera nell'angolo, a impostare l'azione per la formazione del Prato, sfera all'indietro, Baldesi che pensa al tiro, lo effettua ma Ciupi non è da meno del collega e dunque corre la sfera per il rosso-blu con il tentativo al centro e poi c'è il blu per il fallo a Ballestero, sarebbe interessante se è possibile rivederlo. La sfera era lontana, mancano 3,53. Dunque c'è il time out chiesto dal Prato, si riprenderà con il tiro diretto, la punizione di prima. Ricordo che al momento 2 su 2 quelle trasformate da Baldesi, autore di tutte e 3 le reti del Prato, una su azione personale e 2 su tiro diretto. La punizione di prima quando mancano oramai poco più di 4 minuti alla fine della gara, il risultato arriva al Forte dei Marmi. Per il momento intanto rivediamo il play del fallo per il cartellino blu combinato tanto non manca proprio un attimo perché la sfera oramai era lontana, di fatto insomma si riprende con Baldesi che ci prova per la 4ª volta personale. Baldesi che fa la conclusione, è un killer dai 7,40,
fa 3 su 3 Baldesi, questa volta con il tiro diretto, non portando sfera. 4-4, risultato che a mio avviso va stretto per la mole di gioco e per le occasioni avute alla squadra rossoblù, ma onore al Prato che è riuscito a trasformare ogni occasione, ma soprattutto a trovare una difesa decisamente attenta e importante. E attenzione che a 3 minuti e 40 nessuno ha vinto e nessuno ha perso in una gara di questa portata. Intanto la sfera infatti è per Baldesi che se ne va, finta il tiro, poi in giravolta, questa volta non ha difficoltà Ciupi a fermarlo. La rete in azione, oltretutto personale ma non manovrata da parte del Prato, e 3 tiri diretti, l'esatto contrario del Forte dei Marmi, 1 su tiro diretto e 3 su azione manovrata. Dunque si riprende con Giovannelli in possesso di pallina, tentativo di filtrante al centro, Maggi per Cacciaguerra, per Maggi ancora, si invertono i due di posizione. Maggi fa partire il tiro ma la sfera viene smorzata dal portiere, non ribattuta, e dunque non c'è la possibilità per Kerekes, ma c'è adesso per Giovanelli che va a riprendere sfera l'ex compagno. Barbani in area, Cacciaguerra, e c'è il rigore. Al momento del tiro gli viene spostata la stecca e al 22 e 28 non si chiudono le emozioni, c'è il rigore affidata a Kerekes. E ovviamente c'è tutta la differenza del mondo fra ottenerlo e trasformarlo. Vediamo se Kerekes riuscirà a riportare in vantaggio il rossoblù, che a mio avviso, per quanto visto questa sera, se lo meriterebbero pure per il numero di azioni. Il tiro, niente da fare, parato, e parato anche molto bene dal portiere, che nonostante la finta non ha abboccato. Ci prova adesso Maggi, niente da fare, 2:20, evitare le manovre precipitose. Poi ci prova ancora Maggi, ma la sfera è smanacciata, parte il contropiede da parte di Barbani, poi l'intervento su di lui da parte di Maggi, l'arbitro dice che non c'è fallo, contatto a mio avviso c'era stato. Maggi ancora per Giovannelli, che però si attarda troppo, doveva tentare un tiro più veloce. La sfera è recuperata ancora dal rosso-blu, uscita di Ciupi per far guadagnare una manciata di secondi a Cacciaguerra, da questi a Giovannelli, 1 minuto e 46, il tiro di Giovannelli è smorzato dall'avversario, ancora succede un po' di tutto dietro la porta, ma è Kerekes in possesso di pallina. Giovannelli, Kerekes ci prova di prima, attenzione alla deviazione dell'avversario, si lotta ancora, poi c'è il fallo numero 8 a carico del rosso-blu. La punizione in favore della squadra del Prato, e il time out chiesto da Molina, che verrà a ragionare su quest'ultimo minuto e poco più. Tanto ricordo che alle 18 andremo in diretta per la prima giornata del girone di ritorno per quanto riguarda la Serie A1. Al mio fianco per l'occasione ci sarà Giulio Arnolieri e andremo a vedere la gara fra Centro Porsche Firenze Hockey Forte dei Marmi e Breganze, un Breganze molto rinnovato con 3 nuovi innesti, l'allenatore Roberto Crudeli, ex rossoblù, ex Vercelli, e poi l'ex rossoblù Mattia Verona e il Tata nazionale Massimo Tatarani, il bomber per eccellenza degli ultimi anni. Intanto 4-4 qua, si chiude il time out, vediamo quelli che saranno i movimenti voluti da Roger Molina. Sono esattamente 89 i secondi che ci separano dalla sirena finale, 4-4 il risultato. La sfera è per il Prato che attacca, l'arbitro dice che non c'è fallo per la norma del vantaggio, ancora Baldesi in possesso di sfera, Baldesi per Barbani, sfera all'indietro Capuano, attaccato,
poi la pallina sulla stecca di Baldesi, ultimo minuto, attenzione Capuano che entra, Ciupi la salva, grandissima parata, vale un rigore fatto. Maggi veramente sull'inizio dell'ultimo minuto, Ciupi praticamente come se avesse trasformato un rigore. Ancora Cacciaguerra, il tiro sporcato, l'arbitro dice che non c'è contatto, dunque sfera alta, la punizione in favore del Prato. 40 secondi alla fine, pressing altissimo del rosso-blu che non ci stanno, in effetti hanno creato molte più occasioni degli avversari, non che il Prato non ne abbia avute, ma Forte dei Marmi è stato ripetutamente, poi la Sera finisce fuori dal rettangolo di gioco che sicuramente cercheranno il tiro del vantaggio. Maggi, il tentativo, Sfera che rimane lì, ci prova ancora Kerekes, niente da fare, e adesso attenzione perché si distende il Prato a 12 secondi, Capuano dietro porta, attaccato da Cacciaguerra, 4 secondi, il tiro niente da fare, finisce con la Sfera che tocca la traversa. Sfortunatissimo Bicicchi in questa occasione, si chiude 4-4 il risultato finale, risultato che sicuramente per il numero di occasioni sta stretto ai ragazzi di Roger Molina, ma che per quanto riguarda la fase difensiva del Prato rispecchia un po' quello che è stato l'andamento, tanti tiri ma tanta difesa da parte del Prato. Dunque 4-4 il risultato fra le due formazioni in questa prima gara della Serie A2 Girone B. Ricordo i gol: Giovannelli al quinto, il pareggio di Baldesi sul tiro diretto, Santoro il blu e il tiro diretto di Giovannelli 2-1, poi Baldesi per il 2-2, Baldesi per il 3-2 del Prato, il 3-3 di Bicicchi, il 4-3 di Cacciaguerra, il 4-4 di Baldesi sempre sul tiro diretto. E se vogliamo qui c'è tutta la differenza della gara, il rigore di Kerekes non viene trasformato per l'ottima parata del portiere e dunque finisce 4-4 il risultato fra le due formazioni. Era la prima gara per quanto riguarda questa Serie A2 Girone B, ovviamente ne avremo molte altre da commentare. Un grazie ai ragazzi che si sono impegnati fino allo spasimo, un grazie a chi ha avuto la voglia di ascoltarci e di seguirci, un grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese, lo attendiamo qui fra poco più di un'ora, e un grazie all'amico Simone Polacci che non togliamo neanche dai bottoni della regia, pronto per la prossima gara di Serie A2. Da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, ci risentiamo più tardi.